Avvicinare le giovani generazioni al proprio patrimonio culturale e territoriale, permettendo loro di conoscere e far conoscere la storia, la cultura, l'arte, l'ambiente e le eccellenze del territorio nel quale vivono. Sono questi solo alcuni degli obiettivi de Il Veneto per me, racconto il territorio in cui vivo, concorso indetto dal Consiglio regionale e rivolto a tutte le scuole secondarie di primo grado della regione, chiamate a realizzare un elaborato in grado di spiegare il Veneto ai turisti, come agli stessi abitanti del territorio, invitandoli a scoprire le bellezze di angoli spesso sconosciuti. Tra gli oltre 40 elaborati giunti a Venezia, una giuria di esperti ha individuato i più meritevoli, tra loro anche il video realizzato dagli allievi della classe terza multimediale dell'ente di formazione Irigem di Rosà, autori di un video dedicato al massiccio del Gra. Ineccepibile tecnica del videoracconto e qualità di riprese e fotografie di alto livello professionale che porta alla promozione del patrimonio ambientale e culturale del Monte Grappa fuori da ogni retorica. E per loro, accanto al premio, anche il plauso del Presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti. Direi che hanno utilizzato strumenti che probabilmente non tutti possono avere a disposizione, perché siete, penso, anche professionalmente indirizzati in un percorso di assoluta qualità, se mi permetto di dire, per come conosco la scuola. Una grande soddisfazione appunto anche per me, perché personale, perché avendo lavorato abbastanza a questo progetto sull'aspetto del montaggio mi sento molto fiero di questo risultato. Sì, è stato un bel progetto che comunque mostrerò ai miei amici e alla mia famiglia, che ho già mostrato. Un lavoro, quello realizzato dagli studenti di Irigem, che nato come opportunità formativa si propone ora di diventare anche uno strumento di promozione del territorio. Io penso e spero che molti comuni facciano proprio il lavoro di questi ragazzi, perché veramente sono lavori fatti con qualità, con soluzioni innovative, un Veneto 4.0 fatto dai ragazzi che secondo me darà grosse soddisfazioni a loro anche per la futura vita professionale, ma soprattutto ai territori del Veneto che possono promuoversi in maniera innovativa.